Carissimi telespettatori e benvenuti a una nuova puntata di Spazio Vostro qui a Televenezia. Come ogni settimana abbiamo un tema ed un ospite nuovo. Oggi ho accanto a me un talentuoso collega che stimo molto, ovvero il giornalista professionista Giannicola Pittalis. Ciao Federica, diamoci pure del tu, siamo colleghi. Siamo colleghi, ci Grazie conosciamo. a tutti gli spettatori. Oggi affronteremo un po' di argomenti particolari. Esatto, però prima di affrontare questi argomenti ho il piacere innanzitutto di ritrovarti, anche tra colleghi insomma, e parlare anche un po' della tua lunga e importante carriera. Giornalista specializzato in cronaca, politica, sport, certificato SEO e SEM, professionista nella comunicazione sia elettorale che imprenditoriale, quindi una preparazione a 360 gradi che ti sei costruito nel tempo. Quanta fatica, quanto lavoro? Ho iniziato che ero abbastanza giovane, quindi mi sento un po' vecchio, ma ho i miei anni di esperienza. Dopodiché è un lavoro che viene fatto, è approcciato prima di tutto per passione, soprattutto adesso in un momento in cui molti giornali sono comunque in crisi. Certo. Diventare giornalisti adesso, passando per il pubblicista e poi per il professionismo, è difficile, bisogna comunque dimostrare di avere certe qualità, certe doti, bisogna essere ricompensati per almeno 2 o 3 anni di esperienza, poi fare la gavetta. Una bella gavetta, sì, importante. Adesso molti giovani stanno cercando di inserirsi attraverso il web, i giornali web, i giornali online, perché i giornali cartacei fanno fatica ad assumere, e poi infatti molti, soprattutto quelli locali, i giornali locali stanno perdendo i loro punti di riferimento sui vari comuni o sulle frazioni, e questo per un giornale che vive soprattutto di lettori attaccati al loro territorio è un grave danno effettivamente. Quindi è un bellissimo lavoro, va costruito, va curato, bisogna sempre essere sul pezzo, aggiornati, quindi bisogna studiare anche quando, esatto, gli esami non finiscono mai No, no. per un giornalista, però non è neanche tanto facile trovare chi dà la disponibilità ad un ragazzo magari appena diplomato che sta formando all'università, di riuscire a entrare all'interno di una testata giornalistica di un certo livello. Tu lavori, collabori appunto con il Gazzettino, con i giornali di Vicenza e poi anche con la Gazzetta dello Sport come referente per il Veneto. Quindi ti Esatto. piace molto lo sport. Che settore dello sport tu? No, io ho seguito e seguo tuttora calcio, rugby e anche altri sport, chiamiamoli così, erroneamente minori. Però è anche vero che da giovane ho giocato a futsal, a calcio a 11 prima, quindi bene o male la passione per quello è rimasto. Poi ho avuto un ottimo maestro nel rugby con Mirko Peternella, che ricordo sempre con affetto, è stato anche la voce della nazionale di rugby, prima che il rugby si modificasse e purtroppo anche per mancanza di sponsor e fondi facesse la fine ormai di una lega minore, e dopodiché si studia, cioè un giornalista sportivo deve essere in grado anche di affrontare sport come il tennis, il motociclismo, volendo anche il football americano. Sì, che anche il tennis, soprattutto adesso che è molto in auge anche per i vari personaggi che stanno coronando un po' il sogno italiano di avere finalmente dei campioni, bisogna anche essere preparati dal punto di vista tecnico. Sì, anche perché il problema è che se uno non si informa, è quello che dicevo, essere sul pezzo, studiare, c'è il problema che molti sport cambiano regole d'anno dopo anno. Faccio un esempio banale: il calcio ha inserito il VAR, cioè la videoregistrazione, perché un arbitro possa rivedere l'azione e decidere poi al momento se c'è un rigore, se non c'è, se c'è una munizione o un'espulsione. Nel tennis adesso è entrata l'elettronica per controllare se la palla è finita sulla linea, fuori dalla linea. Non è più il tempo di Borg, se vogliamo, dove si andava a controllare, o di McEnroe. Devo dire qualche volta. Qualche volta c'è la discussione, però alla fine c'è comunque una registrazione video che è
fondamentale. I tempi di Borg o di McEnroe che lanciava le racchette contro gli arbitri, se l'arbitro gli Mi ricordo che sia stata dava... una partita tra Djokovic e Sinner dove c'era una palla che Djokovic diceva era dentro, mentre l'arbitro diceva no, è fuori. Invece Sinner è andato a vedere e ha detto no, è proprio dentro, quindi si è preso il punto. Sì, Questo significa anche alta sportività. Lì però non è più un problema tecnicamente sportivo, lì è un problema di educazione sportiva. Bravissimo. Cioè Sinner e Djokovic sono talmente campioni che si possono anche permettere giustamente di fare azioni di questo tipo. Ci sono dei giocatori o tennisti, ma anche altri professionisti in generale, che invece queste cose non le accettano, si reputano dei semidei solo perché fanno uno sport in cui vengono pagati milioni e milioni di dollari o di euro. Dopodiché ricordiamoci comunque l'età di un atleta è comunque limitata nel tempo, uno non può giocare fino a 60 anni. Da poco c'è stata proprio l'ultima partita di Wimbledon, Alcaraz, che ha battuto il nostro italiano, questo ha 48 anni, 38 anni, si è girato al suo allenatore e gli ha chiesto ma questo a 40 anni come fa a giocare in questa maniera? Vuol dire che il livello tennistico italiano si è alzato notevolmente, nonostante la sconfitta c'è anche un riconoscimento, un giovane, perché è giovane come Alcaraz, messo in difficoltà da un 38enne che ormai è alla fine della carriera. Certo, certo. Questo significa che effettivamente, io l'ho vista la partita, come ho visto anche la partita tra Sinner e Nardi, per dire, no? Nardi è ancora più giovane perché è un ragazzino, arrivare poi già a Wimbledon, voglio dire... Ma c'è stato un fatto eclatante, così chiudiamo anche il discorso sport. Al Mondiale per club l'Inter di Lautaro è stata eliminata da una squadra brasiliana in cui gioca Thiago Silva, che è un ex milanista. Questo a 40 anni. Lautaro ha chiesto che gli venisse fatto un ulteriore antidoping perché non si immaginava che un giocatore di 40 anni potesse fermarlo o avere una costituzione fisica abbastanza completa da reggere 90 e passa minuti. Risultato negativo, ovviamente, scuse di Lautaro dovute. Io penso alla mia età che Vierkovud, ex difensore della Sampdoria, della Juve, anche della Nazionale, ha smesso di giocare a 43 anni senza mai avere un problema fisico. Lautaro cosa avrebbe fatto? Le avrebbe chiesto un check-up completo in ospedale? Cioè, c'è anche chi riesce per fortuna... a parte l'aspetto fisico, ma anche un aspetto mentale. Poi. Sì, lì è ovvio. Poi bisogna sapere essere intelligenti e capire quando è il momento di fermarsi. Certo. Allora, abbiamo parlato di giornalismo, chiudiamo un attimo questo argomento chiedendoti solo questo. Qual è il percorso che un ragazzo, diciamo, ne avevamo già parlato prima, ma a livello tecnico deve fare per arrivare a raggiungere quello che magari è la tua posizione in questo momento? Allora, oltre a consigliarlo, che l'hai già consigliato per altri motivi. La prima mossa è quella possibilmente già dopo il diploma. Direi un diploma universitario? No, diploma scuola superiore, però direi già all'incirca almeno su un classico o uno scientifico, dove comunque la cura dell'italiano esiste. Presentarsi in una redazione, chiedere se hanno bisogno di collaboratori e scegliere nel limite del possibile una zona che non sia coperta da altre persone e iniziare con molta umiltà, cioè sapere che i primi articoli non verranno mai giudicati buoni articoli, verranno giudicati classici temi di italiano da liceo. Io mi ricordo la mia prima esperienza è stata fatta da un grandissimo Pietro Luo che ha preso il foglio, me l'ha strappato avanti dicendo bellissimo tema ma non è un articolo. Cioè devo capire da solo quali errori avevo fatto per creare un articolo. Quindi bisogna affrontarlo anche con un minimo di umiltà, capire che c'è tutto da imparare e sapere che magari si parte con poche righe per la presentazione di un libro, faccio un esempio, o di un evento, non si può sperare di arrivare là e beccarsi subito il fatto di cronaca nera. Lì c'è già gente con tanti anni di esperienza, sono i capi cronaca che si occupano di quello. Cercare pian piano di mettersi in luce, conoscere bene il territorio di riferimento, ovviamente pretendere anche un minimo di pagamento,
Piccolo E, rimborso. esatto, una volta fatti tot articoli per 2 anni di fila, si può rivolgere all'ordine dei giornalisti e chiedere di fare il primo passo, che è quello di diventare pubblicista. Si segue un corso, sono poche lezioni, non sono tante, Un corso online, no, no, anche anche di persone, presenza, presenza. dove si impara a costruire un articolo attraverso i lanci ANSA, oppure prendere la notizia, vedere anche un po' quali conoscenze si sono fatte in questi La anni, deontologia la, poi, la deontologia che è fondamentale. fondamentale. Dopo aver ottenuto il patentino da pubblicista, bisogna fare 3 anni di praticantato o nello stesso giornale o in un altro giornale, oppure anche 3 anni Paralleli. in paralleli con più testate, sempre ovviamente dimostrato il pagamento. Dopo 3 anni si ritorna all'ordine dei giornalisti e si chiede di diventare professionista. Lì il passo è un pochino più lungo, più difficile. Lì bisogna studiare, perché ci sono tantissime normative, c'è tutta la deontologia, bisogna preparare una tesi, bisogna saper Insomma, come fare, una laurea e alla praticamente. fine bisogna andare a Roma a spese C'è proprie l'esame di e Stato. c'è l'esame di Stato. La parte più difficile è lo scritto, se non passi lo scritto non vai all'orale. Una volta passato lo scritto si accede all'orale, dove c'è una commissione formata sempre da giornalisti professionisti di diverse testate, vengono da tutta Italia, dal Messaggero di Roma, può venire dalla Repubblica, dal Corriere della Sera, che ovviamente fanno anche domande, e sono domande legate all'attualità, anche alla storia, cioè la tesi è soltanto un modo per rompere il ghiaccio, perché Certo. uno la fa, quindi la presenta. Dopodiché si diventa giornalisti professionisti, e lì bisogna avere dopo anche la fortuna che, una volta ottenuto il tesserino da giornalista professionista, il giornale che magari ti ha fatto fare tutta la gavetta ti assuma. Contiamo che adesso in questo momento i giornali stanno assumendo solo under 35, perché i primi 3 anni di contributi vengono versati dallo Stato. Certo. Quindi c'è un taglio netto, nonostante i giornalisti che vanno in pensione, quelli che diventa difficile. Ecco perché molti si stanno rivolgendo ai giornali web. Ok, ok. Ci diamo un minuto di pausa, ritorniamo per poi parlare di questa grande passione che hai e che sarà appunto il centro di questa seconda parte. A Volentieri. dopo. Eccoci, siamo di nuovo qui in studio, siamo a Spazio Vostro qui a Tele Venezia, siamo in compagnia di Giannicola Pittalis, il nostro amico giornalista professionista. Abbiamo parlato finora appunto dell'importanza di questo lavoro, della sua esperienza personale così importante appunto nel mondo del giornalismo, e poi i consigli che Giannicola appunto ha fornito a chi magari per il futuro, parliamo soprattutto di giovani, hanno il desiderio di iniziare ad affrontare questa carriera. Ma veniamo invece al motivo per cui Giannicola è qui anche, e soprattutto legato a una passione vera e propria, perché già ha la passione per il giornalismo, però è una persona che si appassiona molto, e è appassionato nell'arco degli anni a quelli che, allora, mi tirerai le orecchie, ma ovviamente per spiegare ai nostri telespettatori, parliamo di cartoni animati giapponesi, che però, attento che prima di parlare che devo stare molto attenta, si tratta di manga o degli anime. Allora, la domanda che faccio è non tirarmi le orecchie, No, perché bene. avrei dovuto appunto fare questo preambolo. Come arrivano i manga qui in Italia, quando e come arrivano, e anche gli anime, perché voglio dire, hanno segnato già dagli anni 70 e oltre, Fino anche fino ai ad nostri. oggi, il nostro passato, da ragazzini, da bambini. Facciamo una distinzione intanto, spieghiamo Ok. subito ai telespettatori. Manga e anime non sono la stessa cosa. Il manga è quello che noi chiamiamo, in italiano, il fumetto. Noi siamo abituati ai fumetti tipo Tex, Sì. Dylan Dog, e li leggiamo all'occidentale, cioè dalla prima pagina apriamo. I manga sono fumetti giapponesi che vengono letti invece partendo dall'ultima pagina, quindi esattamente come Sì, si usa in Giappone. in Giappone. Gli anime sono la versione televisiva o cinematografica che trae spunto dall'anime. Non sempre dal manga, non sempre manga e anime coincidono, per motivi di merchandising, motivi anche di visualizzazione e di grafica sul grande schermo o il piccolo schermo.
ci sono dei cambiamenti tra quello che è la storia dell'anime e la storia del manga. E oltretutto, quello che ha dato il via, stiamo parlando degli anni 74-76, all'arrivo dei robottoni, perché i primi sono stati i grandi robottoni giapponesi, è stato un genio che era Go Nagai, che ha avuto una pensata, lui la racconta un po' ridendo e scherzando, nel traffico, no? Traffico intasato, dice quanto sarebbe comodo se questa macchina si potesse mettere in piedi e camminare in mezzo al traffico o volare. Vedete come a volte nascono queste L'idea era anche buona. Sì. Go Nagai però era anche un personaggio molto eclettico, ha iniziato a collaborare subito, era un ottimo disegnatore, quindi ha iniziato a creare i manga e con una storia che però avesse un inizio e una fine, dove i personaggi, anche se collegati da un unico personaggio all'interno di una serie, avessero comunque anche un'evoluzione nella psicologia del personaggio. Certo. Quindi, anche se in Italia sono arrivati mischiati, in Italia ad esempio già in Portobello c'era uno spazio per Goldrake. Goldrake in teoria è la chiusura di una trilogia che inizia con Mazinga Z, poi Mazinga il Grande e poi con Goldrake. Dopo Goldrake arriveranno Gigrobot, arriverà Devilman e c'è un personaggio chiave che in Italia viene chiamato Alcor che collega questi tre grandi robot. Però c'era un problema. I ragazzini, i bambini degli anni 76-78 erano abituati a vedere i cartoni animati di Hanna-Barbera o della Warner Bros. Certo. Faccio un esempio, Willy Coyote Bip Bip, Sì, Tom e sì, Jerry, certo. dove sì, c'era una violenza di fondo. Immaginiamo Bip Bip che fa cadere l'incudine sulla Sì. testa di Willy Coyote, Sì. ma nella puntata successiva io trovavo ancora Willy Coyote che era bello vivo, tranquillo, energico, sì. che pensava a quale piano organizzare per catturare Bip Bip. Qui non accade. Il robot che viene sconfitto ha un pilota. Il pilota muore nell'esplosione Sparisce, del robot, certo, quindi sparisce dalla trama, È vero sparisce questo. dalla puntata. Per la prima volta un bambino si trova davanti al concetto della morte, senza però pensare che i manga giapponesi sono scritti e disegnati per una fascia d'età superiore a quella italiana. Sono già per ragazzi di 15-16 anni. Noi li Invece vedevamo sono a arrivati 4-5 anni. Certo. Quindi intanto c'è stato un taglio enorme di censura. Beh, certo. Sono arrivati censurati, sono arrivati mischiati. Cosa vuol dire sono arrivati mischiati? Mischiati nel senso che non hanno seguito la logica logica, che aveva Go Nagai, che era quella, Quindi o nel loro- un altro come era- grande, come era nato nel loro un'altra paese. grande mangaka che era Matsumoto, Sì. il creatore di Galaxy 999 o di Downward, per farci un esempio, Downward, che sì. aveva una sua serie. Iniziava con Mazinga, poi c'era Mazinga Z, poi c'era Goldrake. No, da noi è arrivato prima Goldrake, poi è arrivato Mazinga Z, creando anche Che un po' confusione. confusione, perché non sono arrivati direttamente dal Giappone, sono arrivati dalla Francia, Ah, ok. dove un italiano che lavorava in Giappone per le televisioni si era fissato su due cartoni animati in particolare. Goldrake, conosciuto come Goldarak, e Versailles Novara, da noi conosciuta come Lady Oscar. Voleva portare in Italia questi due cartoni animati. Per farlo ha dovuto chiedere aiuto comunque alla Francia, tanto che noi conosciamo Goldrake non come Goldrake, se non adesso che un po' le cose si sono mosse, lo conosciamo come Atlas UFO Robot. Quell'Atlas non c'entra nulla, Atlas era ed è tuttora la casa discografica che ha prodotto la sigla francese di Goldrake, solo che portandolo in Italia i doppiatori non si sono accorti di questo errore Accidenti. e l'hanno trasformato Ma in pensa- Atlas a UFO Robot. Ma quante cose sai? Quanta passione c'hai in questa No, ricerca? più che... Da quanti anni è che segui tutto questo mondo? direi che da quando avevo 18-19 anni seguo questo mondo, filone. e pensare che la violenza, che già c'era comunque anche in Hanna-Barbera, più leggera se vogliamo, Sì, o più in velata, Warner Bros., sì. più velata,
scatena l'ira dei genitori. Oh. Arrivano lettere ai giornali, lettere firmate, si richiede addirittura un intervento del Parlamento contro la violenza e due grandissimi autori si schierano invece a favore di questa nuova ondata. Stiamo parlando del 78, parliamo di Umberto Eco e Gianni Rodari. Due nomi qualsiasi. Non gli ultimi arrivati, quindi gente che capisce anche che i tempi stanno cambiando. Certo, le fasce in cui mandare in onda certi cartoni non erano propriamente quelli che utilizzavano già Rete 4, la Rai, le 4 del pomeriggio. Forse era meglio mandarli un po' più tardi. Sì. Fatto sta che i bambini iniziavano a non andare più a letto dopo il carosello, ma andare a letto dopo Mazinga. Sì. E ovviamente tutto controllato comunque dal Giappone, dove era molto importante non solo il successo, chiamiamolo così, televisivo del cartone animato, ma anche il merchandising che girava attorno. Ogni robot che compare diventa un giocattolo. Certo. E il bambino lo vuole per il compleanno, lo vuole per Natale, quindi c'è tutto il giro degli album di figurine. Mamma mia. Riviste che nascono ad hoc in Italia per i robot giapponesi. La corsa per comprare. Papà, mi compri la figurina, mi compri l'album. E non solo, in Italia hanno una idea migliore di quella francese. In Italia utilizzano le note di base delle sigle giapponesi, poi però gente che sapeva cantare ha iniziato a creare le sigle italiane. Cantautori come Nico Fidenco, Bruno Lauzi, Malde Primitive, le cosiddette i Cavalieri del Re, che poi diventavano i Micronauti, erano tutti gli stessi. D'Avena, poi dopo, sarà dopo. Scalavano le classifiche. C'erano i 45 giri a quell'epoca. Papà, mi compri i 45 giri di Goldrake, mi compri i 45 giri di Capitan Futuro. In testa alle classifiche, durante il periodo natalizio, durante il periodo pasquale. Era un fiorire, ma soprattutto perché gente come Nico Fidenco, che è andato a Sanremo, per fare un esempio, ha scritto la sigla di Sam Ragazzo del West o dei Suburb 009, cioè c'era anche... Chi l'avrebbe mai detto? Eppure c'era un impegno. Furia a cavallo del West, Mal dei Primiti, era del Mal dei Primiti. La tartaruga era di... Per fare un esempio, Lino Toffolo, l'Isola del Tesoro. È vero. Vecchioni, Barba Papà. È vero. Cioè, tutti cantanti che, insomma, hanno una loro storia da cantanti. Questo però cosa ha portato? Ha portato non solo a un exploit delle sigle dei cartoni animati giapponesi, che tuttora sono diventati oggetto di collezione, soprattutto i 45. Poi anche una questione di proprio dei pupazzi, i cosiddetti figure, cioè le figure. Io ho una mia collezione tra Goldrake, Jig, Mazinga e altro, ma c'è anche da capire che in Giappone persino le cose che non erano tipicamente giapponesi, mentre Konagai, Matsumoto sono tipicamente proiettati nella fantascienza, che fa parte del sapore giapponese. Vengono prese anche indicazioni dall'Europa. Versailles Novara, che noi conosciamo come Lady Oscar, è ambientato nel periodo della Rivoluzione francese. E ovviamente è tutta una storia che comunque si sviluppa con fatti che sono anche realmente, alcuni inventati, ma fatti anche realmente, come ad esempio, ispirati alla tradizione giapponese. Noi conosciamo, soprattutto i ragazzi degli anni 90, del 2000, il wrestling. In Giappone esisteva il catch da anni esisteva il catch. L'uomo tigre, la cui violenza arriva all'apice, soprattutto nelle ultime puntate della prima serie dell'uomo tigre. Ma c'è anche il fatto, spesso questi cartoni animati, quelli sportivi, Holly Benji, Mimi Aiwara, Mimi la ragazza della pallavolo, Mirazuki, Capitan Tsubasa, l'abbiamo anche detto, perché lo sport nazionale giapponese, che uno ci pensi o no,
sembra incredibile, ma è il baseball. Per aumentare in un bacino molto largo anche l'amore per altri sport, certi cartoni animati sono stati creati ad hoc per spingere la gente i ragazzini soprattutto, a praticare nuovi sport. Capitan Tsubasa è il calcio, Rocky Joe è la box. Rocky Joe è anche il primo cartone animato che arriva in Italia dove il protagonista alla fine della serie muore sul ring. E siamo ancora al di là del film Rocky con Sylvester Stallone. È vero. Però per la prima volta in Italia non viene fatto vedere, ma il protagonista, sconfitto dopo una durissima battaglia di 15 round, si accascia sul suo seggiolino, china la testa. In Italia fanno passare l'idea che lui sia soltanto stanco e addormentato. In realtà, se si vanno a leggere il manga, Rocky Joe è morto per i pugni ricevuti durante l'incontro. Quindi anche l'idea di affrontare la morte, oppure l'esasperazione che c'è in Shingo Tamai, in Azuma Eleven, o in Mimì e le ragazze della pallavolo, dove si allenano con le catene ai polsi per avere più forza nelle braccia, o alle caviglie per saltare più in alto, o arrivano i Superboy con Shingo Tamai, si fanno passare sulle gambe con una jeep per rinforzare le gambe. Shingo Tamai è il precursore, il nonno se vogliamo, di quello che noi conosciamo come Holly e Benji, Capitan Tsubasa, ma pensare che in Shingo Tamai, che è degli anni 70, compare Pelé. È vero, è vero. Compare Pelé, cioè il vero Pelé, Sì. quindi c'è anche un'ispirazione a Fatti storici. e a giocatori veri e propri, insomma. Era anche il momento in cui in America contemporaneamente si cercava di dare vita a una lega di quello che viene chiamato soccer, cioè del calcio, Sì, certo. e vengono chiamati, ormai a fine carriera, grandi campioni dall'Italia, dall'Olanda. Cioè, è andato a giocare in America Cruyff, è andato a giocare Chinaglia, è andato a giocare Pelé, erano tutti quanti ormai a fine carriera, ma era per attirare i tifosi. Tu pensi soltanto cosa può nascere se in America, oltre al basket o al baseball, che sono gli sport nazionali, o al football americano, in un bacino di 2 miliardi di persone i ragazzi iniziassero a giocare a calcio. È logico che per la legge dei grandi numeri un Pelé ti viene fuori. E su questo ci fermiamo perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. È passato velocissimamente perché l'argomento è molto interessante. Se mi dai un minuto soltanto, do un consiglio. Per chi vuole conoscere bene la cultura giapponese, non si deve fermare agli esempi che ho fatto io, ma deve andare un pochino più avanti. Per capire anche lo spirito combattivo e anche animoso dei giapponesi, consiglio di vedere Hokuto no Ken, da noi conosciuto come Kenny Guerriero, oppure di andare a vedere Dragon Ball, che è ispirato a una leggenda reale giapponese, poi trasformato logicamente con il futuro, però da lì si possono prendere alcuni spunti e poi ci sono degli ottimi libri che parlano di come sono nati i manga e gli anime. Partirei da quelli più leggeri per poi arrivare anche a veri e propri tomi scritti a più mani, dove logicamente si spiega anche qual è la mentalità giapponese che ha portato a trasformare il fumetto come lo conosciamo noi in Italia a quello invece giapponese. Grazie a Giannicola Pittalis. Grazie a te Federica. A questo bravissimo giornalista professionista che ci ha lietato anche soprattutto con questa passione per i manga e gli anime, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Nicola di essere stato mio ospite qui a Spazio Vostro su Tele Venezia. Grazie.